infortunio mortale nella Marca, a perdere la vita un operaio 48enne, padre di famiglia, il dramma a Cairano di San Marco. Quella di oggi è la 13ª vittima sul lavoro nella Marca nel 2021. CGIL, CISL e UIL, la loro rabbia, inascoltati i nostri appelli sulla sicurezza. No al Green Pass sul luogo di lavoro, all'Electrolux di Susegana proclamate 8 ore di sciopero per venerdì, giorno dell'entrata in vigore del provvedimento. A Treviso intanto vertice in prefettura in vista del 15 ottobre, rischio tensione non solo nelle aziende ma anche nei punti tampone che verranno allestiti per fronteggiare la mole di test da fare. Potenziamento dello screening per evitare il caos, l'ULS 2 amplia gli orari dei punti tampone, anche l'hub vaccinale all'ex Maber diventerà sede di test. Dalle 18 di stasera ha scattato un servizio straordinario di controlli dei carabinieri impegnati in tutti e 5 i comandi provinciali, 100 uomini in campo, obiettivo sicurezza stradale e prevenzione di furti. Campagna a festa nelle chiese delle diocesi di Belluno Feltre, gioia tra i fedeli del Veneto, Albino Luciani sarà proclamato beato, il via libera da Papa Francesco. Nasce il 10° figlio a Gaiarine, famiglia da record, sindaco, giunta e consiglieri comunali decidono di autotassarsi per aiutare mamma e papà. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque in primo piano, purtroppo, l'ennesima croce sul lavoro nella Marca, la 13ª in questo 2021, il dramma a Cairano di San Marco. Prima il pannello che lo travolge, poi la caduta all'indietro e l'impatto fatale. Pochi istanti e il dramma si è consumato a Cairano di San Marco. L'ennesimo infortunio mortale nella Marca. 48 anni, padre di 3 figli, è il macedone Nazif Dajaromski di Pieve del Grappa, l'ultima vittima di una lista troppo lunga. Erano le 11 in un cantiere edile di via Cadore. Secondo la ricostruzione di Carabinieri e Spisal, l'operaio che stava lavorando su un muro interrato a cielo aperto è stato colpito improvvisamente da una paratia di metallo di 2,5 metri. L'uomo ha perso l'equilibrio scivolando all'indietro e impattando con la testa contro un grande fusto. Il decesso quasi istantaneo è stato causato dal grave trauma cranico. L'operaio è stato trovato a terra quando era già esanime. I colleghi sotto shock hanno tentato di rianimarlo e chiamato i soccorsi. Nel cantiere sono intervenuti medico ed infermieri del SUEME 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita all'uomo. Sul posto sia gli ispettori del nucleo Spisal di Treviso che i carabinieri della compagnia di Montebelluna. In via Cadore anche il sindaco di Cairano di San Marco, Gianni Precoma. Sono in aumento gli incidenti sul lavoro, soprattutto nell'edilizia. A quanto pare sì, forse adesso non so quali siano le soluzioni migliori per poterle diminuire. Mi sembra che stiano lavorando anche a livello governativo per fare qualcosa. Speriamo che riusciamo a fare qualcosa per diminuirle, perché non dovrebbero più accadere queste cose. La procura aprirà un'inchiesta. Il 48enne lavorava da 7 anni alla ditta di costruzioni edili Parisotto Danilo. Un padre di famiglia ben voluto da tutti e un'altra croce nel bollettino di guerra degli infortuni. E lo dicevamo nei titoli, la 13ª vittima in questo 2021, in questo bollettino di guerra, la rabbia ancora una volta dei sindacati. Un altro lavoratore è uscito di casa la mattina che non vi farà più ritorno, un'altra vittima sul lavoro, la 13ª nella Marca dall'inizio dell'anno, e la provincia di Treviso si guadagna il drammatico primato in Veneto di morti in seguito ad infortuni sul lavoro. La situazione è fuori controllo, attaccano i segretari generali di CGIL, CISL e UIL di Treviso in una nota congiunta. In questi giorni si fa un gran parlare di Green Pass sì, Green Pass no, registrando divergenti posizioni anche dalle parti datoriali. Quando i lavoratori continuano a morire nei cantieri, serve una risposta unanime, fattiva ed inequivocabile che chiediamo, dicono i sindacati, ormai da lungo tempo a istituzioni nel rafforzare e implementare i controlli sulla sicurezza e al mondo imprenditoriale per progettare interventi concreti perché si proceda quanto prima ad un cambio di rotta sul tema della sicurezza. Siccome c'è in corso un confronto con il governo
dove si tentano di mettere tutta una serie di sanzioni, perché attraverso un sistema sanzionatorio e dall'altra parte attraverso l'INAIL si mettono in campo risorse per far sì che le aziende abbiano anche contributi per avere un'attività organizzativa dove ci siano i cosiddetti dispositivi di sicurezza, non quelli individuali ma quelli all'interno del cantiere. Se però per farlo le imprese devono spendere soldi, è chiaro che a questo punto fanno di tutto per non spenderli e capitalizzare al massimo. Proprio domenica a Salgareda l'ANMIL di Treviso ha celebrato la giornata nazionale per le vittime sul lavoro, ribadendo l'importanza della diffusione della cultura della sicurezza. Questa è una sfida aperta da tanti anni che purtroppo richiede ancora tanti sforzi comuni tra istituzioni, imprese e parti sociali. Cultura della sicurezza che deve essere talmente radicata nei lavoratori da non accettare e combattere compromessi e ricatti che rischiano da solo di pagare in prima persona. Ancora il lavoro, ma questa volta parliamo del Green Pass obbligatorio dal 15, meno 2 giorni alla giornata che si preannuncia molto difficile, e intanto all'Electrolux di Susegana è stato proclamato uno sciopero di 8 ore proprio per quel giorno. 8 ore di sciopero nel giorno di entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. All'Electrolux di Susegana le rappresentanze sindacali interne della sede trevigiana del colosso svedese del freddo hanno annunciato la linea dura, la decisione al termine di un'accesa assemblea, una linea non improvvisa. A Susegana i lavoratori avevano già protestato contro il Green Pass quando ne era stato introdotto l'obbligo in mensa. Oggi è solo che peggiorata e chiediamo al governo e al sindacato il massimo impegno per togliere il Green Pass nei luoghi di lavoro. Nello stabilimento di Susegana, 1430 dipendenti, circa il 20% non è vaccinato contro il Covid e quindi per ottenere il Green Pass deve sottoporsi a tampone ogni 48 ore con costi insostenibili, denunciano le RSU per il lavoratore. Di qui la decisione di incrociare le braccia per 8 ore venerdì. Decisione, dicono le RSU, condivisa dalla stragrande maggioranza dei lavoratori. Qui anche lo sciopero che avevamo già fatto, perché noi abbiamo già fatto 4 ore 15 giorni fa, ha scioperato la larga maggioranza, tra vaccinati e non vaccinati non è cambiato nulla, più o meno quella è la dimensione, perché si accorgono tutti che quanto sta facendo il governo questo intervento pesante, un intervento eccessivamente pesante contro i lavoratori, contro il lavoro, e che mette in difficoltà non solo i lavori ma anche le imprese, creando un clima impossibile. Questa cosa qui è capita da tutti e per questo protestano anche coloro che, come il sottoscritto e tanti altri, è vaccinato. Tra i 1430 dipendenti del sito produttivo di Susegana, i non vaccinati, secondo stime molto affidabili che abbiamo fatto, sono attorno al 10% e quindi assolutamente distanti da quel 23% che era stato stimato stamane. Lo rendono noto all'ANSA fonti qualificate della sede italiana della multinazionale, interpellate a proposito dell'annuncio dello sciopero. Potrebbe esserci un'oscillazione di un paio di punti percentuali rispetto al nostro osservatorio, è stato precisato, ma la quota di Novax attribuita allo stabilimento è assolutamente errata, dice la sede di Susegana, e non corrisponde alle rilevazioni in nostro possesso. Questo dunque dalla Electrolux e dalla sede italiana di Electrolux. Che ci sia la tensione comunque palpabile è chiaro, e lo dimostra anche il fatto che oggi c'è stato in prefettura un vertice. Sicuramente i punti dove vengono fatti i tamponi sono attenzionati, anche alcune realtà produttive dove sappiamo esserci una certa effervescenza saranno attenzionati. Ecco, io mi auguro che comunque ci sia veramente questo presidio, ma senza necessità di interventi. Conto molto sul senso di responsabilità di tutti i cittadini. Controlli capillari ai punti tampone dell'ULS 2 in concomitanza con l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro sono quelli che Prefettura e Forze dell'Ordine stanno predisponendo, consapevoli che la messa in pratica del provvedimento creerà delle criticità e con esse dei momenti di tensione. Monitorate con particolare attenzione, dopo gli scontri di Roma, anche eventuali manifestazioni di protesta. Abbiamo fatto un comitato, devo dire che non abbiamo in questa provincia, diciamo così, notizie o così sensazioni che ci possano essere manifestazioni che non si svolgano in un clima, diciamo così, di correttezza. Ho anche appreso stamattina dal questore che non ci sono al momento trevigiani coinvolti nei fatti di Roma, e questo mi pare anche importante. Il vulnus potrebbe esserci quello delegato al fatto che, questo è evidente, insomma è conclamato e confermato dall'ASL, non si sarà in grado di fare il tampone
a tutti coloro che al momento risultano essere lavoratori e non essere appunto vaccinati o comunque esentati, e quindi questo potrebbe provocare nei punti dove si fanno i tamponi qualche, diciamo così, voluta o non voluta situazione di tensione. Non giova a nessuno, prosegue Laganà, compiere azioni di forza per una pura questione di principio. Tenere conto che già andare in un luogo di lavoro senza essere in possesso del Green Pass comporta una sanzione, quindi evitare di fare anche così delle azioni di forza, perché poi è vero che si viene allontanati ma si viene anche sanzionati. Domani pomeriggio il prefetto incontrerà il presidente di MOM, Giacomo Colladon, per fare il punto sui possibili disservizi sulla rete dei trasporti pubblici a causa dell'assenza di autisti e manutentori. È questo l'unico ambito in cui a ora c'è una reale preoccupazione. Qui, come per le possibili carenze sul fronte della raccolta dei rifiuti, conclude, ci si augura che si tratti di problematiche superabili dopo i primi giorni di rodaggio. E dunque obiettivo potenziare i tamponi, in che modo lo vediamo nel prossimo servizio. Obbligo Green Pass, l'ULSS 2 ha potenziato tutti i centri degli attuali Covid Point ampliando gli orari. Non solo, ma sarà attivo da subito un grande centro tamponi presso l'hub vaccinale di Villorba. Questo, spiega il direttore generale Francesco Benazzi, per rispondere alle necessità dei cittadini. Con l'incremento di oltre 5.000 tamponi al giorno, l'offerta complessiva sarà più che raddoppiata. Ma a questa capacità si aggiunge anche l'offerta delle farmacie e dei centri accreditati. Per quanto riguarda i tamponi a pagamento, saranno effettuabili solo con la prenotazione. Ci si potrà collegare online al sito dell'ULSS oppure contattando il call center al numero 0422 21 0701. Tutto è stato predisposto, si può già prenotare. Questa è la modalità. Il cittadino sceglierà la sede, il giorno e l'ora ed una volta terminata l'operazione nella mail di conferma riceverà un link per il pagamento online o per la stampa del documento che consentirà di pagare la prestazione presso i servizi autorizzati. I costi sono di 8 euro per i minori tra i 12 e i 17 anni con assistenza sanitaria in Italia, 15 euro i maggiorenni con assistenza sanitaria in Italia, 22 euro per tutti gli altri soggetti, 64 euro invece per i tamponi molecolari. Per i tamponi rapidi antigenici prenotati a pagamento finalizzati all'ottenimento del Green Pass non è prevista l'emissione di un referto. Rimangono, sottolineano dall'ULSS 2, ad accesso libero, oltre che gratuito, i tamponi richiesti per esigenze sanitarie e per i minori di 12 anni. L'assessore regionale Lanzarin oggi ha spiegato che tutte le ULSS sono già pronte. Noi stiamo potenziando i nostri 75 punti tamponi che ci sono in Regione Veneto, li stiamo potenziando cercando di allargare le aperture e quindi soprattutto quelle serali e nei festivi, quindi il sabato e la domenica, proprio per cercare di andare incontro un po' di più alle esigenze che ci saranno. Potenziati i centri tamponi, spiega l'assessore, soprattutto nelle ore dove si prevede più affluenza, ovvero la sera, dopo il lavoro e il fine settimana. E l'obbligo di Green Pass dal 15 porterà anche a inevitabili disservizi sul fronte della raccolta dei rifiuti. Sicuramente prevediamo qualche disservizio, cercheremo di far sì che siano contenuti più possibili ovviamente e magari distribuiti in modo che non siano territori penalizzati sempre e altri mai. Caos tamponi per l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro. Anche Contarina SPA potrà subire forti disagi. L'azienda di gestione servizi ambientali della Marca, con 750 dipendenti, allo stato attuale ne ha quasi 70 che potrebbero non prendere il servizio dal 15 di ottobre. Ci stiamo lavorando proprio in questi giorni, stiamo dettagliando come comportarci, però al momento non abbiamo ancora la situazione. Cresce la tensione e il Viminale autorizza alcune aziende di settore a mettere a disposizione del personale test molecolari e antigenici rapidi. Noi abbiamo verificato se era possibile fare una cosa del genere. Non ci sono infermieri, cioè abbiamo proprio trovato limiti dal punto di vista delle possibilità di organizzare una cosa del genere, per far sì, per agevolare anche i dipendenti. Uno scenario sociale ed economico tutto in divenire, con disagi inevitabili che si creeranno all'interno di strutture aziendali complesse basate su diversi modelli d'orari e con molti dipendenti al loro interno. E qui ci sono in gioco dei servizi essenziali che i comuni rischiano di non poter garantire, ma così come i comuni anche tutte quelle società di servizi che operano quotidianamente per le nostre comunità.
Una notizia dell'ultima ora, un grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi in Valle Santa Felicita tra Semonzo del Grappa e Romano Dezzerino, confine dunque tra le province di Treviso e di Vicenza. Secondo le prime informazioni 3 persone sarebbero precipitate nella valle, una di queste sarebbe in gravi condizioni. Sul posto i soccorritori del SUN di Crespano del Grappa che in questi minuti stanno cercando di raggiungere i 3 escursionisti coinvolti. Per ora non si sa ancora nulla delle condizioni delle altre 2 persone coinvolte. Se dovessimo appunto avere ulteriori informazioni vi aggiorneremo nel corso del nostro telegiornale. Adesso la pubblicità e poi parleremo del maxi controllo scattato dalle 18 dei carabinieri in tutta la provincia. Di nuovo con il telegiornale di Treviso, rieccoci in studio. Allora ci colleghiamo subito, perché lo vedo già collegato, con il tenente colonnello Marco Turrini, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Lo vedo proprio nella zona dei controlli, diciamo, dell'occhio dei controlli del comando di Treviso. Buonasera colonnello. Buonasera a lei, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Allora, abbiamo detto nei titoli, è scattato dalle 18 questo importante servizio di controllo in tutta la Marca trevigiana. Si può spiegare cosa sta succedendo e cosa accadrà nelle prossime ore? Sì, è un servizio coordinato ad largo raggio dove stiamo impiegando le pattuglie dei nostri comandi dipendenti del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso, quindi in tutto il territorio non solo della città di Treviso ma della provincia, dal Montense allo Vitergino alla zona della Castellana. Ecco, quanti uomini ci sono in campo? Abbiamo circa un centinaio di uomini impegnati in un'attività di contrasto che peraltro sta già dando dei risultati. Abbiamo fermato alcuni soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria, ma è un'attività orientata soprattutto a svolgere un'opera di prevenzione dei reati, da un lato, specie reati contro il patrimonio, dall'altro anche di garantire il controllo della circolazione stradale efficace, anche alla luce purtroppo dei sinistri che hanno funestato la nostra provincia anche negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Senta, ecco, è stato deciso per un motivo in particolare o si tratta comunque di controlli che vengono periodicamente fatti? Questi controlli vengono periodicamente effettuati dal Comando Provinciale di Treviso. In questo periodo l'attenzione è particolarmente elevata, soprattutto come le dicevo nei confronti dei reati contro il patrimonio, quindi specialmente furti in abitazione, perché in questo periodo dove le ore di luce ovviamente diminuiscono, aumenta anche il pericolo che malfattori possono introdursi nelle abitazioni dei nostri concittadini, e quindi riteniamo assolutamente importante fare questi servizi impiegando appunto un elevato numero di pattuglie per cercare di prevenire questo tipo di reati. Quindi diceva, già i primi risultati ci sono in queste ore? Sì, abbiamo eseguito alcuni provvedimenti restrittivi emessi dall'autorità giudiziaria, quindi abbiamo rintracciato dei soggetti che erano destinatari di questi provvedimenti. Stiamo anche intensificando l'attività in alcune zone, in alcune piazze di spaccio, dove abbiamo operato delle denunce appunto per dei soggetti trovati in possesso di alcuni quantitativi appunto di stupefacente. I controlli, le attività, le verifiche continueranno per tutta la serata fino a tarda serata. Questi sono i vostri controlli, ma c'è sempre anche l'importanza di un aiuto da parte dei cittadini, è così? Sicuramente sì, mi trovo in questo momento appunto in quello che lei ha chiamato l'occhio, ma insomma anche un po' il cuore pulsante del Comando Provinciale di Treviso, la nostra centrale operativa, il 112, e quindi l'invito come sempre è quello ai cittadini di chiamare il 112, segnalare ogni situazione sospetta, avvisare tempestivamente in modo da poter intervenire e fornire un servizio il più possibile aderente, intervenire in caso di emergenza. Quindi appunto il consiglio, il suggerimento è quello di chiamare il 112. Benissimo, grazie. Allora, buon lavoro a lei e ai suoi uomini, colonnello. Domani magari faremo, so che faremo un bilancio di queste ore di controllo nella nostra prima edizione, quindi buon lavoro davvero a lei e ai suoi uomini. Grazie, un saluto a lei telespettatori da parte mia e da parte degli operatori della centrale operativa del Comando Provinciale di Treviso. Grazie davvero. E a proposito dell'attività dei carabinieri, a proposito di furti sventati o di ladri che vengono individuati, un'operazione ad Asolo.
Erano entrate nel negozio di abbigliamento fingendosi clienti, ma poco dopo si sono rivelate delle ladre. 3 donne, 45, 20 e 24 anni, residenti nella zona castellana con precedenti penali, hanno rubato il portafoglio della titolare e per guadagnarsi la fuga l'hanno strattonata. È accaduto ad Asolo lo scorso 10 giugno. Ora i carabinieri hanno identificato le donne e le hanno denunciate per rapina impropria e indebito utilizzo di mezzi di pagamento. Le 3, infatti, dopo aver sottratto il portafoglio contenente 400 euro in contanti, hanno effettuato dei prelievi fraudolenti con le carte di pagamento trovate all'interno. Hanno utilizzato le carte nel Trevigiano e nel Vicentino per una somma totale di 3.000 euro. Le 3 sono state identificate grazie anche alle telecamere di sicurezza delle banche. Perquisite le abitazioni, sono stati trovati gli indumenti che avevano addosso durante la rapina. E poi un'altra notizia: è entrato in casa e ha chiesto alla madre di dargli dei soldi per acquistare la droga, poi l'ha aggredita. È accaduto a Treviso, la donna 43 anni ha dovuto chiedere l'intervento, anche in questo caso dei carabinieri. All'arrivo degli uomini della radiomobile, il giovane di 19 anni si è scagliato anche contro di loro, cercando di dare calci all'auto dei carabinieri. È stato bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e tentata estorsione. La mamma si è recata in ospedale dove è stata medicata. La politica adesso, il ballottaggio ormai sempre più vicino, il voto a Conegliano. Ieri sera nello studio di Ring, incalzati dal vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino, i 2 candidati sindaco di Conegliano, i 2 sfidanti, si sono confrontati su diversi temi: la sicurezza, gli accordi politici, la viabilità e il futuro anche della città che hanno in mente. Sentiamo. Ad Antenna 3 sulla pedana di Ring, l'unico faccia a faccia che i candidati sindaco di Conegliano Piero Garbellotto e Fabio Chies hanno accettato di avere a una manciata di giorni dal ballottaggio. Garbellotto, candidato di Libertà Civica e Popolare, Lega e Fratelli d'Italia, e Chies, supportato da Forza Italia, Forza Conegliano e dalla lista Chies Sindaco, hanno parlato innanzitutto di sicurezza vista la rapina subita in casa da una 94enne. Dobbiamo spingere tantissimo sul controllo di vicinato, perché atti sporadici come questi possono e devono essere intercettati in questo modo. Ma anche quello di aumentare gli effettivi oggi del comando della polizia locale, portandoli dai 34 di oggi ai 45. Inevitabile il botta e risposta sull'accordo che Chies sta cercando con il Partito Democratico. Noi parliamo agli elettori del PD, ma poi parliamo tutti gli elettori della città di Conegliano. Il primo turno è finito, restano 2 candidati sindaci con 2 programmi. Invito la gente a leggere i programmi. Dispiace un po' che arrivino attacchi dall'altra parte di inciuci, quando comunque ho visto i renziani già presenti in altro schieramento al primo turno. Io ho sempre solo parlato di programmi fondamentalmente. Quindi non entro poi su queste dinamiche qua, su chi accusa chi non accusa, perché vedo anche una sorta di vittimismo che non mi piace. Questa è la prima accusa che faccio, perché io non ho mai accusato niente di nessuno. Tema forte della campagna elettorale è la riqualificazione delle aree dismesse, a cominciare dall'ex Zanussi. C'è il problema del fallimento che deve essere risolto, credo che bisogna parlare con il curatore fallimentare. Io tra l'altro ho già avuto in queste settimane, diremo, qualcuno che si è fatto avanti per dire se si va a costituire una fondazione piuttosto che un onlus, se sono pronto a contribuire per aiutare il comune. La cosa importante è che l'area venga, diremo, bonificata, perché oggi ha grandissimi problemi di inquinamento, e poi che la riconversione venga fatta principalmente in chiave green. Io citerei molto che l'area Zanussi in parte fosse anche il ricordo di chi ci ha lavorato. Lì ci sono state migliaia di persone che hanno lavorato, migliaia di famiglie hanno contribuito alla crescita demografica di Conegliano. Ricordiamo che Conegliano ha quasi triplicato i propri abitanti dal secondo dopoguerra, e gran parte è dovuto questo. Candidati su posizioni contrapposte in tema di tangenziale sud. E noi pensiamo che la tangenziale sud serva proprio a questo, cioè a drenare quel traffico di attraversamento che non ha nessuna intenzione di fermarsi a Conegliano, ma che vede Conegliano come un punto di passaggio per spostarsi da ovest a est. È un'opera che ha un costo di circa 55 milioni di euro più oneri. Oggi c'è solamente un tracciato disegnato, non sono stati fatti nemmeno gli espropri. È un'opera che credo che l'amministrazione non possa promettere, perché mancano le coperture, perché è tutto da fare, serviranno 15-20 anni per realizzarla, e probabilmente quando sarà realizzata sarà un'opera inutile. Da entrambi infine l'appello al voto, ma soprattutto l'invito a recarsi alle urne per invertire la tendenza della scarsa affluenza, poco più del 50%, registrata al primo turno. A proposito di sindaci, in questo caso il sindaco, ma anche la giunta e i consiglieri comunali di Gaiarine che si autotassano, decidono di autotassarsi per aiutare una famiglia, perché in questa famiglia è arrivato, lieto evento, il 10° figlio. Bello è stato che ad informarmi della nascita è stata direttamente la mamma, ci teneva tanto. Al sindaco di Gaiarine la notizia è arrivata con un messaggio su WhatsApp dalla diretta interessata, la signora Maria Oara Vieriu.
che venerdì scorso ha dato alla luce la piccola Anita. Fin qui nulla di eccezionale, se non fosse che Anita è la 10ª arrivata nella famiglia Vieriu. Di origini rumene, è forse la più numerosa della Marca. Sicuramente lo è nel piccolo comune della Sinistra Piave, dove risiede da anni e dove si è preoccupati piuttosto a dover chiudere asili e classi per colpa della denatalità. Se pensiamo in questo particolare momento dove uno dei problemi grossi delle amministrazioni è pensare alle scuole, agli asili, sapere, ripeto, di questo nuovo arrivato è una bella notizia. 10 figli, una grande gioia ma anche una grande sfida, economica soprattutto. L'unico stipendio è quello del papà Cornelio, 41 anni, operaio. Ma in comune lo sanno e così, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, sindaco, assessori e consiglieri ci mettono del loro. Una famiglia con la massima dignità, veramente non vengono a chiedere contributi, li abbiamo avvicinati noi ancora ovviamente per il passato, tutto quello che si può fare lo facciamo. Personalmente come amministrazione abbiamo fatto una piccola autotassazione tra di noi, se poi altri cittadini lo vorranno imitare sanno dove trovare noi come amministrazione piuttosto che direttamente la famiglia. In serata rientro a casa della mamma di 39 anni e della piccola Anita, accolta dagli altri 9 fratelli e sorelle. La più vecchia si fa per dire a 14 anni. Da 9 a 10 non è certo rivoluzione e in paese si è ormai felicemente abituati a questa, per così dire, abbondante normalità. Molto spesso vedo la mamma al mattino che fa i giri con il van che hanno a portare i figli, uno in una scuola, un altro nell'asilo e così via. Torniamo a Treviso, era la fiera Quattro Passi, adesso diventa Quattro Passi Festival che torna con la sua 15ª edizione. Oggi diventa festival rispetto alla più tradizionale fiera e quindi aumenta le sue caratteristiche culturali, di sviluppo, accademiche nei confronti delle tematiche della sostenibilità. Da fiera a festival e cambio di location, Quattro Passi Festival sceglie il centro di Treviso per approfondire il tema città e comunità sostenibili, con un fitto calendario fatto di incontri, convegni e spettacoli dal 22 al 24 ottobre. Possiamo camminare per il centro città con dei percorsi guidati, possiamo ammirare delle opere d'arte, possiamo partecipare a una sfilata di moda e insomma ci sono tante cose che recuperiamo però in un contesto completamente diverso che è il centro Treviso. Interessante il connubio moda e sostenibilità, facendo scoprire ai visitatori realtà locali operanti nel commercio equo-solidale, ma anche attraverso la possibilità di scambiarsi e acquistare abbigliamento e accessori di altri durante lo swap party che si terrà sabato 23 ottobre alle ore 15. Tra tutti citerei l'apertura che è con Benno Albrecht, rettore UAV, venerdì alle 18:30 presso San Gaetano, e la sera con Pietro del Soldà di Tutta la città nel parla, che racconterà il suo libro Sulle ali degli amici, che racconta il senso dell'amicizia e anche per costruire cittadinanza. E adesso le notizie dal Bellunese. È da una provincia in festa, ma lo è tutto il Veneto, sicuramente tutta Italia, oggi per l'annuncio che Papa Luciani sarà beato, l'annuncio che è stato dato oggi dal pontefice Francesco I al termine di un processo iniziato, pensate, nel 2003. Per gli onori degli altari sono passati 18 anni e tra i testimoni sentiti dalla Congregazione delle Cause dei Santi c'è stato anche Benedetto XVI, che proprio nella sua visita a Belluno nel 2004 disse di pregare Papa Luciani già come santo. Oggi l'annuncio ufficiale: Papa Giovanni Paolo I sarà beato. Papa Luciani è qui con il suo insegnamento, con il suo esempio, con il suo sorriso. Questo è il testo inciso sulla facciata della chiesa di Canale d'Agordo, il testo pronunciato da Papa Giovanni Paolo II in occasione della sua visita a Canale d'Agordo il 26 agosto 1979. A Canale d'Agordo la notizia è arrivata all'improvviso, nessuno si aspettava l'annuncio, accolto con stupore. Qual è la sensazione, l'emozione di oggi? Non sapevo neanche di che era. Ho sentito suonare le campane e sarà festa. Sono contento, è un bel momento anche per tutto il paese, per la popolazione.
Davanti alla casa natale di Albino Luciani si sta lavorando per la realizzazione di un camminamento e la posa di una panchina per agevolare riflessione e preghiera. Una devota esprime il suo pensiero lontano dalla telecamera. È stato per noi un grandissimo Papa, dice, spero che porti molta serenità nelle famiglie. Il direttore della Fondazione Papa Luciani, Loris Serafini, al telefono ricorda le parole del vescovo Vincenzo Savio. Fu lui nel 2003 a farsi carico della causa di beatificazione di Papa Luciani come modello di vita. Lui teneva tanto a una santità ordinaria, no? Diceva che si fa santi non facendo cose straordinarie, ma come diceva Papa Luciani, la Madonna si è fatta santa lavando scodelle, pelando patate o qualcosa di simile. Ecco, questa immagine che lui utilizzava la usava proprio per dire la necessità a tutti di farsi santi, cioè di essere cristiani appieno. Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto riguardante il miracolo di guarigione di una bambina di 11 anni di Buenos Aires, attribuito all'intercessione di Giovanni Paolo I. Papa Bergoglio, che della capitale argentina è stato arcivescovo, ha ora il compito di firmare il decreto per la celebrazione ufficiale. Bisognerà attendere la prossima primavera. Papa Luciani, orgoglio della nostra terra, così il presidente della regione Luca Zaia, dopo l'annuncio della firma del decreto di beatificazione, ha portato, dice Zaia, a San Pietro la semplicità e la concretezza della nostra gente, ma nonostante il suo pontificato sia durato soltanto un mese, il sorriso e la dolcezza del suo accento veneto hanno conquistato tutto il mondo. Aggiunge Zaia che assieme al presidente del Veneto ovviamente si unisce il coro unanime in queste ore la gioia, la soddisfazione di tutto il mondo politico, della società civile, di tutte le diocesi del Veneto. Noi abbiamo incontrato nel pomeriggio il vescovo di Belluno, Monsignor Renato Marangoni. Queste le sue parole. 18 anni di lavoro, di attesa e di speranza, così lei ha scritto oggi nella lettera che è stata pubblicata nel sito della chiesa di Belluno Feltre. E oggi una gioia, possiamo dire, incontenibile. Sì, 18 anni dobbiamo dire ci volevano, questo ci rassicura che è stato fatto un bel cammino e che corrisponde, penso, allo stile del nostro Don Albino, che faceva le cose proprio puntuali e fino in fondo, con un atteggiamento di predisporsi e di donarsi. E oggi una gioia che direi di apertura, di una celebrazione della gioia, perché quello che il Papa oggi ha dato un ok perché la Congregazione per le Cause dei Santi approvi l'ultimo passaggio, cioè il miracolo. Questo era proprio l'ultimo passaggio che adesso ha aperto il via per la celebrazione della beatificazione di Albino Luciani, che ancora attendiamo come data e come luogo. Quindi ancora questo è il sabato nel villaggio, cresce l'attesa e quindi la gioia. Il vescovo di Belluno Feltre oggi ha disposto per tutte le chiese parrocchiali e frazionali il suono delle campane a festa in segno di gioia e di riconoscenza. Nel colloquio con Monsignor Marangoni c'è spazio anche per un ricordo personale di Papa Luciani. Io quella sera dell'elezione di Albino Luciani ero in piazza San Pietro, per cui ho vissuto quell'emozione lì e quel suspense dato dalla fumata grigia. Era una lunga fumata grigia che forse sta a dire tante situazioni di vita. Poi l'esplosione della fumata bianca. Ecco, direi che anche il territorio di appartenenza, di origine di Albino Luciani corrisponde al contesto, alla personalità e alla modalità con cui anche la Chiesa si manifesta. È un soffuso presentare un dato di vita che è fondamentale ed è, direi, l'esperienza vera che siamo chiamati anche a fare, di un rapporto con tutti, di apertura a tutti, perché Dio è Dio di tutti, l'ha detto proprio lui, Papa Luciani, anzi come papà e come mamma, quindi è davvero per tutti questo, è un grande annuncio. Noi ci fermiamo qui, vi lascio al meteo, arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.
Bentrovati al meteo. Venti freddi soffiano sull'Italia, alta pressione sul nostro territorio con tempo buono. Vediamo il dettaglio di giovedì 14 ottobre. Sul Veneto in questa giornata sarà asciutto e stabile, non mancherà il sole che ci accompagnerà fin dalla mattinata. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Venti a tratti moderati da direzioni variabili. Temperature in lieve calo, minime tra 2 e 8 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 17 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, ampio soleggiamento e cielo poco nuvoloso. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sui 14-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove anche in questo caso non cambia il contesto, sarà soleggiato ovunque, solo con qualche occasionale addensamento sui settori di confine, ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime infine sui 17-18 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.